C'era una volta, tanti anni fa, sperduto nell'universo fra stelle, galassie e altre cose del genere, un piccolo pianeta chiamato Terra. Questo pianeta, fin da allora, aveva già un suo satellite, ma di questo però ne riparliamo più tardi. In questo piccolo pianeta chiamato già Terra, fra continenti e mari, c'era un continente affettuosamente chiamato Vecchia Europa. E in questa Europa c'era una piccola penisola a forma di stivale chiamata, Italia. Al centro di questa Italia c'era un paesino piccolo, 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 abitato da pochi abitanti, poveri. Si chiamava comunque il ducato di... come si chiamava? Forilari. I cittadini di Forilari erano poveri e tranquilli, come piccolo e tranquillo era il paese in cui abitavano. Di rippe, di rappe, sappiamo solo vivere di rippe, di rappe, e non ci piace lavorare di ladri al mondo. 5 siamo noi e gli altri stanno seduti accanto a noi. Un momento ragazzi, aspettate. Ci sono alcune formalità da espletare. I titoli del film, per esempio, non sono ancora passati. Signori, questo film si chiama... come si chiama questo film? Perbacco? Per amore, per magia. E gli attori chi sono? Beh, gli attori sono, vediamo, quel ragazzo simpatico... Gianni Morandi, Rosemary Dexter, Miss Hauer, Daniele Vargas e... Harold Bradley, Gianni Musi, Tony Renis, Paolo Poli e quella cantante brava, famosa, come si chiama? Mina e Sandra Milo. E così esaurite le formalità di rito. Ah, scusate un momento, ci sono anch'io. Io mi chiamo... come mi chiamo, eh? Ah sì, Rossano Brazzi. Bene, torniamo ai nostri ragazzi. Eccoli qua. Tocca a loro adesso raccontare i pettegolezzi del Granducato.